Scrivere 100 libri era la meta. Basilio Borgo è stato di parola e il suo libro numero 100 lo ha presentato al Caffè dei Fiori del villaggio Mosè, circondato dagli amici di sempre, perché Basilio è una persona che si fa apprezzare per il suo carattere e non c'è stata presentazione di un libro senza un buffet, un modo di condividere con gli amici i momenti più belli, come quello di sabato sera per la 100ª pubblicazione. Basilio Borgo non scrive solo di Akragas, ma si interessa anche dei campionati maggiori. La sua caratteristica di scrittore è di raccontare le partite a fumetti, disegni che incantano, che fanno rivivere le azioni dei calciatori sul campo. Rivedere l'Akragas in Serie C è il sogno di Basilio Borgo, ma non si illude considerando il brutto momento che stanno vivendo tutti i tifosi biancoazzurri, un momento che meriterebbe un libro a parte per raccontare la triste storia del club. E chissà che Borgo non ci abbia già pensato. Basilio, l'obiettivo è stato raggiunto, oggi si presenta il libro numero 100, sei stato di parola. Esatto, infatti tu l'avevi pronosticato qualche anno fa che dovevo arrivare, quanta gente ci sono arrivato. Comunque però non mi fermo qui, già sono arrivato altri 20, già quasi pronti. Quindi come vedi la giostra continua, d'altronde cosa dobbiamo fare? Essendo in pensione non abbiamo altre cose da fare soprattutto, e quindi è un impegno anche di cultura che uno facendo i miei libri, a parte uso molto come fare i disegni, perché i disegni per me sono la cosa più importante del libro, la grafica è la cosa più importante, onde per cui insomma spero di arrivare fino a quando sono diciamo, in forza, farò tutto il mio possibile per arrivare più in là. Quindi i tuoi programmi futuri sono quelli di scrivere ancora di Akragas? Ma io veramente l'Akragas è stato sempre diciamo, il primo comandamento nei miei libri, però è chiaro che posso pensare sempre all'Akragas, penso anche alle altre squadre, anche perché ho avuto un grande successo con un libro su Gino Stacchino della Juventus qualche anno fa in Romagna, ho avuto la presentazione al parco di Pascoli, c'erano 60.000 persone, quindi è stata una bellissima esperienza. Quindi, poi l'Akragas certamente, se ricordo l'Akragas del passato sono contento, quella di ora sono... Ecco, scusami Basilio, io ti stavo chiedendo proprio, parlare di Akragas significa parlare del nulla in questo momento. In questo momento è il nulla, perché cioè, non mi ricordo mai un Akragas in un campionato di Serie D ultima in classifica, staccato, non me lo ricordo mai, non credo che questo sia un precedente, ma comunque... Posso dire che dopo Giavarini proprio il nulla? Certo, Giovannini era la mia speranza, come tanti altri che ne capiamo di calcio, perché bene o male, insomma, anche se lui c'è stato un periodo anche triste con lui, ma credo che non è stata proprio colpa sua. E solamente il Giardino, che purtroppo è quello che è. Ogni volta che vincono un campionato e fanno una salita si rompe tutto, perché sa che cosa vogliono strafare. Invece a calcio c'è poco da strafare, bisogna essere semplici. Infatti quello che mi fa rabbia vedere certe città, cittadine, certi paesi con lo stadio bellissimo, tutto con le porzoncine e viene con la denominazione, poi proprio squadre tipo, adesso voglio dire, il Cittadella, per esempio. Io sono stato a Cittadella una volta che è in Serie B, tranquillamente una città di 20.000 abitanti, e noi, capoluogo della cultura, come questo non siamo capaci di fare una squadra decente in Serie D. Infatti.